L'assessore Pironi ha messo in luce una questione che devo dire è veramente spiacevole nei rapporti con la Regione. Di fatto la Regione, che è un ente fondatore della fondazione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ha votato un bilancio preventivo a novembre dell'anno scorso in cui confermava l'entità delle risorse stanziate già nel triennio precedente e negli anni ancora più risalenti, più o meno 1.050.000 euro, e quando si è trattato di dover stanziare queste risorse invece ne ha destinate solo più o meno 750-800.000. Spiacevole è soprattutto il fatto che si leghi questo taglio a un rapporto politico tra il Comune di Udine e l'amministrazione regionale. L'assessore Anzil, il vicepresidente della Regione, sia rispetto all'assessore Pirone sia rispetto al sindaco, appunto sono spiacevoli, ma anche segno di una scarsa attitudine a rivestire il ruolo istituzionale. Una cosa sono d'accordo, cioè sul fatto che sia stato un episodio spiacevole, quindi confermo e sottoscrivo l'aggettivo utilizzato. L'unica riduzione che c'è stata di 72.000 euro e non di 250, fra l'altro dai verbali che a questo punto sarebbe bene leggere e che venissero resi pubblici, l'amministrazione regionale aveva già evidenziato un errore di contabilità che il teatro stava facendo, quindi risulta. Questo avvertimento non è stato tenuto in considerazione e c'è un rischio, perché se il teatro approverà il bilancio, insomma, o la prossima assemblea che ci sarà tra i due soci, bisognerà valutare se quel bilancio verrà approvato. Se così non fosse, si aprono scenari un po' inquietanti.